He començat per fer els estudis, com bravament de segalí, e poi sono vengut professor, e pendant 20 ans, en storia, en geografia, e poi pendant 20 ans sono vengut director de scuola. 15 ans a Rodés e 10 ans a Montalban. E los parents de che fosio? Ero paisan tutti e due. E di che si fosio all'epoca sulla lavoro? Bravamente de vacas, bien sûr, mais també de potonurs, diciamo in Italia, de potonurs. Mon père faceva bravament de potonurs, on m'è trucat begis, dont un bel frai a Cruget e due de noies, la Cumbo e Panis. E acco portavo de revengut acco, lo patanu? Ah oui, de revengut fixes. Sovint facíem 30-40 turnos de potonurs a l'hectare e en aquell moment qu'occupava l'hivern, perché lo coglio calibrar, lo coglio mettere in sac e poi lo coglio amenare alla gara di Carsenac. Mi facevano revengut fixe. E hi havia mai munte che fosio acco? Ah, un tropel de monde del Segalà faceva de potonurs. Allora cosa bravament perdut, ma in aquel moment, après la guerra, giusto per la guerra, ho durato una vintena d'annata. E per de che acco sei arrestat? Perché la cultura del potonurs è venuta una cultura industriale, surtout dans le nord de la France, où le camp est beaucoup plus bien, mai belle, mai plate. Il n'y a presque pas de roc, la terre era fina. Ici, la terre, il y a vraiment des rocs, comme des rocs de silex. Est-ce que le Segala est une terre difficile à cultiver? Ho ero mai in quello che ero, sicuramente. Ma è vero che il n'y a pas un camp où il n'y a pas de roc. Aro de machines qui nous permettent soit de les amasser, soit de les briser, de les cuire, et puis continue. Mais c'est un bel encara. Vegi encara de camp, e un vegi mi diceva l'altro giorno, ha visto che il camp, il nome del petit lapin blanc che io? Quello del rock. E per tornare alla lingua occitana, l'avete toujours usata? Quando ero piccolo ero intrigato per quella lingua, perché mio padre non parlava pas occitano, perché non avevo potuto quando ero piccolo, quando ero alla scuola, si faceva punire, ma fuori, per il maître o la maîtressa. E del cop se ne sono venuto e ho tutto fatto perché noi siamo pas, vuol dire in Mocrosier, siamo pas polluati per l'Occitano, come in un'altra epoca. Ma viviamo di souvenir di quella soffranza che abbiamo conosciuto quando ero alla scuola. E allora cosa avete fatto per la tapa? Perché, mancavo di modestia, ma quando ero piccolo, bevevo tutto, ero in bubar. E quando ero tutto piccolo, sono andato alla scuola a Comuras, in quel momento avevo due scuole, la scuola del Sud e la scuola laica. Io ero lo solo enfant della famiglia e poi avevo 3 suore. Le suore sono andate alla scuola del Sud e io sono andato alla scuola pubblica. E le maître dell'epoca nous disions que nous collions livres, mais qu'au temps, nous n'avions pas de livres. Mais un jour, un oncle m'a donné, à Nadal, un dictionnaire. Et del coop, lisais le dictionnaire du début à la fin.
e fa che conosciamo de mut, che d'autre conosciamo pas. E intorno arrivet, e pensi che poi, a causa do quel mette che si vengut, mette aiuto me. Intorno parlavano alle scuole e lo mette non parlava della costruzione e parlava di una betonneuse. Tutto il mondo diceva una betonneuse. Io ho visto il dizionario che quella era una betoniera. Le veri l'udetto, perché all'epoca correva le l'udetto per parlare. Allora, a parole de le l'udetto. Leva l'udetto e dice, pardon, je crois qu'on dit une bétonnière. Tout le monde s'est éclaté de rire. Io suis venu de route et le maître a dit, oui, tu te trompes. Elle est malheureuse. Malheureuse per due cause. La prima perché il mondo è regio e la seconda perché io sapevo, al fondo io, che avevo la verità. Se sono stato qui, sono arrivato all'hospital in plurale. Se non avevo il dizionario, la mia madre mi ha detto, Dio parla, poi parlavo. Lo lendemain moltissimo. Quando arrivo alla scuola, all'epoca, alla scuola dove lo volevo e devo tutto levato. E non diet, quando vi assede, volevo dire che qua. Ieri abbiamo fatto una grave errore, una grave falta. Abbiamo tutto il mondo rito de ce che diet le petit Jean Lachey. E bien, figurez-vous, avevo ragione. Poi passavo pure, così per un pitonale di 9 anni, même due non è ancora. E eri riconciliato con la scuola, eri riconciliato con i miei camaradi. E credi che da quel momento mi sono detto che devo diventare professore. Questa mattina nous avez raccontato un chicone di una dama. Ah oui. Non potete tornare a allora, puoi tornare a contare. Quella è una cosa che passa da 60 anni. Più 60 anni. Quella è una tata che abbiamo avuto. E quella all'epoca le prime voiture arrivarono nel Segala. E quella tata voleva fare un cadeau al nevuto. E gli compette una voitura, una Dozzaval, Citroën. Tutto nuovo. E anche l'oncle aveva pas pla condurre le voiture in sua vita. Pensi che quello era per me. E diet, bon, mi scusa tata, per te remerciare, bon non avevi detto suora che abita a Frunz e ti avevo preso in voitura. Lo prendete in voitura. Allora là, in Tiolène, tu sei passato bene. Perché in tournée, vuoi passare per 4 camicie, e arrivando dopo Comurà, perché poi tornare a vedere il cimitero, e che passava per un contour che è pronunciato, che si chiama Lufangas. E on a quel contour che vira, e il Dozzaval virava un patto con qua. L'oncle arrivava, aveva un buci trovite, su quel contour. Mira, ma che passava pas, l'ho tanto cuttato, si cramponava. E io, tu ten, lo Yonan, credi che lo Yonan. Tutto un po', pet, e tu ten lo Isen. Sono cercato un tractor che lo sono sortito, lo sono montato all'hospital, arrivé all'hospital, la tata sarà rimettuta. E gli dice, tu ten, credi che ti sei trompato. Te che non mettiamo si in decutato e l'altra voitura che comprasse te calca così meglio che qua. Così, di che va pas. Va bien, ma credi che la si trova torsieda. Se su consiglio di una comune del Segala, per voi di che cosa il Segala? Il Segala, d'abord, poi la terra non sono una cute, poi la terra. Poi mon cure, poi Musuel m'a pensato. Ici, pas de monde parla occitan, bravamente lo comprende, ma tutti lo pensano. Non potete parlare degli scrivans del Segala in occitan? Hai pla conegut Cantalabsa. Per tu vuol dire,
és estat mon premier professor d'anglès. Et malheureusament, je suis pas bon en anglès. Espero que de là en és me perdonarà.